E praticamente che se delle leggende sui veneti antichi, una dei quali riguarda un rituale che aveva a che fare con dei cornace, praticamente queste cornacchie, questi osei che praticamente prima di semenare i veneti che offriva a sti osei che offriva dei focacce, ma lo sai che come che ho visto scritto fosse una tangente che i veneti che pagava a sti osei perché li mangiasse, e il significato era abbastanza più profondo, e adesso con calma daremo a farvelo vedere, cercheremo di spiegarvelo e speriamo che la roba sia interessante. Intanto problemi tecnici. Se vogliamo racconti attorno al fuoco, ci deve essere il fuoco e basta. Teopompo dice che gli Eneti, abitanti intorno all'Adriatico, quando è stagione di aratura e di semina, mandano dei doni alle cornacchie. Quindi i doni potrebbero consistere in certi tritumi e in focacce d'orzo, impastate nel modo migliore. Allora l'offerta di quei doni vuole essere sacrificio che plachi le cornacchie a patto di tregua, sicché quelle non scavino il frutto di Demetra. Una volta gettato al suolo e non lo portano via. Lico concorda sulle stesse cose e inoltre aggiunge tali elementi: che le cinghie sono purpuree e che coloro che hanno presentato queste offerte in seguito si ritirano, e i nembi delle cornacchie rimangono oltre i confini, mentre 2 o 3 che sono state scelte, ambasciatori inviati dalle città, vengono mandate a esaminare la quantità dei doni ospitali. Quindi, appunto, dopo aver esaminato le offerte, ritornano indietro e chiamano le altre, nella misura in cui sono fatte le une per chiamare e le altre per rispondere. Arrivano quindi a stormi. Qualora assaggino le offerte, gli Eneti sanno che in effetti per loro vi è una situazione di tregua con gli uccelli. Qualora invece le trascurino e, avendole considerate indegne, perché prive di valore, non le assaggino, gli abitanti sono persuasi che per loro il prezzo del disdegno di quelle equivale a carestia.
Infatti, non avendo assaggiato ed essendo per così dire incorruttibili, le sopraddette volano sui campi e assai spietatamente saccheggiano almeno la maggior parte delle sementi con animosità, rivangando e ricercando. Questo è uno scritto di Teo Pompo, un antico scrittore. Io sono Kailos e con la mia tribù dei Veneti ci stiamo preparando alla mietitura. Domani per noi sarà un grande giorno, ma non è soltanto un evento dell'agricoltura, ma è un evento molto importante. Noi Veneti abbiamo tradizioni che molti reputano strane, ma è la nostra caratteristica, è la nostra tradizione. Il fatto che ci ritroviamo a raccontare la mietitura è perché abbiamo bisogno e sappiamo che abbiamo un legame antico, irremovibile, con il grano, un legame con la terra, con la nostra terra. E il fatto, sappiamo anche che molti animali hanno un peso importante nella nostra esistenza. Che pratiche strane, regalare un qualcosa alle cornacchie. Certo che regaliamo una cosa alle cornacchie, perché noi sappiamo che le cornacchie sono gli occhi di Ade. E cosa c'entra con noi Ade? Ade è un dio che genera la ricchezza, ma che genera anche molte cose, ed è quello che ha rapito a Demetra, sua figlia. Cosa succede? Demetra è la dea che ci porta il grano. Demetra può sembrare una divinità lontana da noi, però noi veneti per molti mari e per molte terre abbiamo navigato, abbiamo camminato. Il nostro fondatore più recente, Antenore, quando fonda Padova, parte da Ilio, la città di Troia, perché è distrutta dai Greci, e torna, non viene, ritorna nel Veneto. E con lui porta grano, a parte il palladio, il grano antico, il sacco del Demetra. E noi, come custodiamo le tradizioni, custodiamo questo grano appunto che è la vita. Di conseguenza ci dobbiamo avere sempre a che fare ogni anno con le cornacchie che cercano di rubarci questo grano, perché vogliono fare ritornare Persefone sottoterra. Bene, noi sappiamo che i tempi sono ciclici, sappiamo che con le cornacchie non possiamo sconfiggerle, non possiamo abbatterle, non possiamo ucciderle, anche perché c'è un fattore molto importante. Le cornacchie, oltre a essere, come dicevo, gli occhi di Ade, sono un qualcosa che hanno rappresentato per i veneti ritornati nel Veneto un qualcosa di importante. E parliamo della fondazione di Patavium. Patavium è la città più antica che esiste. Ma come è stata fondata Patavium? La città di Patavium, ossia Padova, è cosiddetta per la vicinanza del Po, come a dire Padavium o dal volo d'uccello, per il fatto che si dice fu fondata grazie ad un presagio ottenuto, o perché si dice che avesse raggiunto un uccello con un dardo e in quel luogo avesse fondato la città. Allora, se uccidere un uccello tramite una profezia, tramite un vaticinio, significa dare un nuovo inizio, noi siamo coscienti che non possiamo uccidere questo animale sacro. Anche perché un personaggio, un certo Diomede, che molto ha trafficato nell'Adriatico, ha avuto la sfortuna di essere ucciso assieme ai suoi compagni. E i suoi compagni, per il dolore della morte del loro comandante, sono stati tramutati in uccelli. Come potremmo noi uccidere, forse, i compagni di Diomede? Diomede è un dio, è diventato un dio, e di conseguenza sappiamo che ogni uccello potrebbe essere un suo guerriero, un suo compagno. E allora noi abbiamo trovato un sistema molto efficace. Inganniamo le cornacchie, facciamo credere
che quando gli offriamo il grano la mietitura sia già avvenuta, che sia al termine della raccolta e che il grano sia già nei granai e che non stiamo gustando la macinatura e di conseguenza ci stiamo alimentando. E come noi ci alimentiamo dal grano, ci alimentiamo appunto di un raccolto fatto. Loro vengono ingannati, noi prepariamo queste focacce nei migliori modi possibili e di conseguenza loro apprezzano il dono e ci lasciano seminare di nuovo. Ma perché Persefone è così importante? Perché Persefone vive sottoterra, rapita da Ade, e ritorna allo scoperto, ritorna sulla terra dopo 7 mesi. Alcune leggende raccontano che Persefone sale sulla terra perché ha mangiato un velo grano per farsi di grano. Noi veni sappiamo che il melograno non era un ultimo, ma erano 7. E sono i 7 mesi che noi dobbiamo aspettare che il grano risale. Noi tagliamo la terra, apriamo la terra, ma non perché per permettere a Persefone di tornare alla luce. E di conseguenza noi questa mietitura è un rito sacro. La mietitura rappresenta un passaggio importante, rappresenta la coesione della nostra comunità, rappresenta la forza di noi veneti. E domani noi andremo a mietere. Il grano biondo sussurra al vento, qualche fior rosso, qualche fior celeste, tra i gambi secchi, sorride contento. Fatte via via più lunghe le giornate, il sole, stanco, ritorna indietro e biondo al vento mormora il grano. C'è un bisbiglio come di parole, perché il grano dice: io sto ritto, qui temo l'acqua e il vento mi dà briga. Altronde, o presto o tardi, o steso o in piedi, se il gambo è secco, seccherà la spiga. Il grano intanto chiuso nello stelo fioriva. Unita era la terra al cielo. Bene, abbiamo capito che la mietitura rappresenta un passaggio fondamentale tra il cielo e la terra e che Demetra, quando noi partimmo da Ilio come veneti, ci portammo anche lei con noi. Però molti si domandavano perché una dea veneta come Ritia trova una compagnia di una dea come Demetra che viene dalla terra. Quando Demetra non vide più sua figlia, lei cominciò a preoccuparsi, cominciò a piangere, cominciò a non far fiorire e a far germogliare il grano. Venne da noi veneti per molte cose. Una di tutte era fondamentale che noi avevamo un colore azzurro. E Demetra, il suo vestito era azzurro. Di conseguenza il popolo che gli era più affine era il popolo che portava il suo stesso colore. Ma non c'era soltanto il colore azzurro che legava a noi. Sul suo vestito aveva rappresentato il sole. Ma il sole aveva un figlio, Seponte, che morì nel popolo. E il pianto delle sorelle di Seponte generò una cosa molto particolare. Tramutò i pioppi in generatori di ambra. Ma il pioppo è anche l'albero sacro di Demetra. Perciò Demetra, quando cominciò la ricerca di sua figlia, la cosa più naturale, per lei era nato veramente il pioppo, fu di andare a cercare i pioppi sacri. Questi pioppi ogni anno nella stessa stagione emettono una lacrima, e questa, indurendosi, dà luogo alla cosiddetta ambra, che si distingue per lucentezza dei materiali di ugual natura ed è comunemente in uso in occasione delle morti dei giovani.
in accordo al lutto per quest'oro. Allora Demetra piange, Demetra non fa fiorire, Demetra non fa germogliare. Ma perché viene neanche del Veneto? È una cosa molto particolare. I miti raccontano che Demetra sorrise la prima volta quando ascoltò delle parole oscene. E noi veneti abbiamo una tradizione sulle parole oscene e su molte parole forti. E di conseguenza cercò quel popolo che avesse quelle espressioni che gli altri considerano maleducazioni, ma che nella nostra lingua rimangono non tanto un'offesa, ma quanto un tentativo di fare sorridere la dea. E la dea ci sorride sempre. La dea sa che quando noi imitiamo, compiamo un tentativo, ci ricordiamo ogni anno, di far riemergere sua figlia dal sottosuolo. Domani, per noi è un po' importante, domani è la mietitura. Domani andremo a iniziare la mietitura. La mietitura non è soltanto un'attività semplice, è un'attività complicata, è un'attività che richiede impegno, costanza, richiede sapere riconoscere il grano, sapere che il grano deve essere da noi osservato, tutelato. E noi facciamo di tutto che questo sia tutelato, perché vogliamo che Demetra ogni anno riveda sua figlia. Dura ma fedele, ma è una barca, il sole per timone e bianche e nere nuvole per vele. E il grano è bello, ma non fu soltanto la terra e il cielo, fu la nostra mano. Prima scelsi il seme del mio grano, o più gentili non cercai lontano. Ci vuole il cielo, tutto a sua stagione, freddo, caldo, dolce, aspro ci vuole. E i lampi, e i tuoni, e il fumido acquazzone non vien da seme, che non sia già morto. Non diedi al grano che mi dà la vita, poco o nulla chiede, per far la spiga bella e ben granita. Egli si innalza e si spande, si sogna d'esser libero, fa avanti e sfoggi e vuole intorno a sé ghirlande, e io questo grano seminai, non fitto. E visse, e crebbe presto giallo, afflitto, è bello per tenere il capo ritto. Camminai per prati sconfinati, accarezzai le spighe di grano come chiome al vento. Scivolarono fragili dita su robusti steli. Entrai nel mare di grano come una nave. Appunto, noi veneti navigatori, noi veneti che partiamo da Ilve, che portiamo in molti mari la nostra presenza, portiamo appunto all'interno dei campi di grano come fossero del mare. Ma noi entriamo nei campi di grano non per volontà nostra, non quando decidiamo noi, perché il grano ci invita a raccogliere, ed è Demetra che ci invita a raccogliere. Infatti il grano viene tutto quando abbatte la testa, è come facesse un è come se rivolgesse a noi a dire: io sono pronto, vieni a raccogliermi, vieni a portarmi di nuovo al sicuro, ricordati di me, rimani con me, e l'anno prossimo ricordati che se tu continuerai a raccontare questa storia noi saremo sicuramente saremo sicuramente più ricchi di grano, e il grano andrà a produrre molte più spighe e di conseguenza noi andremo a prosperare. È una cosa importante e noi ogni volta che lo facciamo ci ricordiamo molte cose, oltre a niente, perché mietere può sembrare un'azione di guerra,
significa tranciare, ma noi abbiamo personaggi molto importanti, ci hanno accompagnato in tutta la nostra storia. Dicevamo Diomede. Diomede è un dio che non batte. All'interno della guerra di Troia e riesce addirittura a ferire Marte. Pensate alla potenza di questo uomo e pensate alla sua capacità, alla sua abilità. E noi abbiamo combattuto di fianco a lui e noi combattiamo ogni anno affinché il grano possa ritornare. Ma noi ricordiamo il grano, noi lo seminiamo e ogni volta per noi è un'invocazione a Demetra. Demetra appunto per porre la terra, noi combattiamo, Demetra viaggia, ma non viaggia nell'oscurità. Demetra sceglie di accendere delle torce per cercare il suo figlio. Bene, Demetra accende le torce e noi per difendere questo grano accendiamo le nostre spade su invito di Demetra. Demetra appunto ci invoca, ci chiede, ci ricorda che quel falsetto non è soltanto uno strumento agricolo, è uno strumento che dimostra anche la nostra abilità, la nostra capacità di combattere, la nostra capacità di poter esistere, ci vuole alimentare, come gli occhi di chiave, noi li possiamo sconfiggere con l'intelligenza. Ma chi ci combatte, chi ci fa la guerra, noi ci difendiamo con la spada. Fategli festa, piene di sotterra, e dà cibo a quei che l'hanno ucciso, il figlio Dio del cielo e della terra, stringendo il grano e le lunate falde. Quando passa il canestro, dite o donne, salve Demetra, molte volte salve, generosa di cibo, ricca staia. Demetra, chioma bella, la dea veneranda, salve dea. Conserva questa città in concordia e in opulenza. Porta tutti i prodotti della terra ai tuoi da nutrimento. Porta i figli, porta la sfiga, dà la mietitura, anche la pace perché mieta colui che arò. Propizia a me dimostrati, 3 volte nelle suppliche invocata, grandemente potente tra le dee, Demetra, Demetra, Demetra! E per il suo profumo fragrante sorride la terra. Allora molti chiedono perché voi continuate con le vostre tradizioni. Noi continuiamo con le nostre tradizioni di Veneti perché abbiamo conosciuto il mondo, non ce lo siamo fatti raccontare. Noi abbiamo viaggiato per terra, abbiamo viaggiato per mare, percorriamo i laghi. Noi siamo alleati con i laghi. Noi offriamo ai laghi la nostra capacità e la metallurgia, ma noi non offriamo per usare per i laghi e per i fiumi, noi creiamo oggetti apposta e come appunto abbiamo creato oggetti apposti per allearci con i fiumi, con i laghi, noi abbiamo creato leggi, regole, tradizioni che ci permettono ancora adesso di essere veneti. Perciò bisogna ricordarsi che come veneti ogni giorno dobbiamo piantare i semi della nostra cultura e della nostra tradizione. E spero che questo che abbiamo detto, che vi abbiamo raccontato, consenta a tutti voi di riscoprire la vostra natura, le vostre radici, i vostri modi di fare, i nostri modi di fare,
di capire che di fronte a qualsiasi ostacolo noi saremo sempre pronti a rivendicare quello che siamo. Grazie. Ma noi non vogliamo che voi ci lasciate soltanto avendo ascoltato le nostre parole. Abbiamo un qualcosa, un piccolo dono, legato alla mietitura, legato al grano. E quindi adesso vi faremo dono. Mi raccomando di conservarlo. Come conservate il vostro cuore, il vostro intelletto, conservate anche il mondo che è attorno a voi, fuori di voi. Conserviamo in modo migliore il nostro regno. Vedo che le nostre parole non mi sono bastate, non le tenute sufficienti. Volete aggiungere qualcosa? Bene, abbiamo qui il nostro amico Tasso, che è a vostra disposizione per tutte le domande che volete fare su lei. Va bene. No, ovviamente se vi domande di qualsiasi natura, se siamo in grado vi rispondiamo ben volentieri. Se invece perché non sai basiti, non ho visto domande questa volta. Bisogna sempre essere stupefacenti, bisogna sempre affrontare i problemi in maniera originale, non scontata. D'altronde la fantasia è una caratteristica di noi bene. E perciò di fronte a problemi che qualcuno vorrebbe risolvere in maniera scontata, tutti di noi, come gli altri, noi possiamo sempre percorrere nuove vie. Come abbiamo ingannato le cornacchie facendogli pensare che la mietitura sia già venuta e invece noi siamo solo all'inizio del raccolto, noi ogni giorno dobbiamo imparare a usare questa piccola strategia, questa piccola abilità, questa piccola astuzia, perché appunto l'intelligenza non è una cosa che non ci appartiene, ma che l'abbiamo sempre avuta, l'abbiamo sempre accompagnata, ha sempre vissuto assieme a noi, solo che molte volte ci hanno insegnato, ci hanno raccontato che noi siamo stupidi e certe volte abbiamo corso anche il pericolo e il rischio, la stupidità di credere a queste fantasie, a queste bugie. Perciò ricordiamoci che tutti noi, non solo noi che stiamo da questa parte, ma anche voi, avete tutte le capacità per mantenere questa cultura
natura, perché voi siete questa natura. Non è un qualcosa che ci può essere insegnato, è un qualcosa che è nel nostro cuore, che è nel nostro animo, è un qualcosa che però dobbiamo coltivare, come accogliamo il sentimento grano, germoglio, che possa essere raccolto, e siamo capaci di conoscere quando piega la sua testa, che noi non lo uccidiamo ma lo conserviamo. Questa cosa la dobbiamo conservare, perché non conserviamo il capitolo, conserviamo la nostra vita e la nostra vita. Posso farti una domanda? Certo. Prima ti avevo detto che un tenore si era portato il Palladio, lo avevo portato con lui o se stato nei greci, perché mi sembrava che Enea, che ha avuto salva la vita, e anche un tenore, perché il Palladio gli aveva donato ai greci. Non è che si era portato via con lui e venisse via giù. Beh, tra le molte imprese di Diomede c'è anche il culto del Palladio, il che vuol dire che Diomede, che noi veneti abbiamo sempre considerato un personaggio importante, un dio importante, probabilmente se qualcuno si è fregato il Palladio, Diomede ce l'ha riportato. Non per nulla, è considerato dai Veneti antichi, e dovrebbe essere anche dei Veneti attuali, uno dei propri elementi fondamentali del pantheon, della divinità. Come abbiamo Reikia, come abbiamo Apomus, abbiamo anche Diomede che è capace di queste imprese. E di conseguenza, come Diomede ha rapito il Palladio, se qualcuno ci porta via il nostro Palladio, abbiamo la forza, se abbiamo la volontà, di riprenderlo sempre. Se qualcuno ha delle domande a fare a Tasso qui che aspetta, che è in ascolto delle vostre parole e delle vostre domande. Vuol dire che comunque al di là delle domande che vi sia o non vi sia, cioè, il discorso che ha fatto Francesco ci sta molto bello, molto toccante, molto profondo, dà proprio una luce nuova su quello che è l'aspetto, su quello che vuoi contarne. Appunto i veneti che dà da mangiare ai cornacchie perché gli mangi i semi, i veneti che fa credere ai cornacchie che a semina, che a mititura si sa benua, questo è un concetto proprio radicalmente diverso, che fa passare da una roba che uno subisse a una roba che uno agisse, che è un abisso in mezzo a questo. Noi percorriamo ogni giorno degli abissi, abbiamo continuamente degli abissi. Qual è il problema? Noi abbiamo compagni di Diomede che sono diventati di luce e che volano, li abbiamo ogni giorno nel nostro cielo. Ci osservano. Certe volte si stupiscono di come noi siamo capaci di rinunciare alla nostra cultura, alla nostra natura, alla nostra vita. E ci chiedono, guardandoci dal cielo, ma perché molti di quelli che potrebbero essere i miei compagni, di molti che potrebbero combattere assieme a noi, si lasciano sconfiggere per delle banalità, per delle sciocchezze, per delle cose inutili e non sono capaci di raccogliere l'essenziale, perché vanno alla ricerca di cose che non gli servono quando non si sposi dei grandi. Soprattutto non solo custodiscono il grano materialmente, lo custodiscono anche culturalmente, sanno che c'è dietro alla mietitura un qualcosa di antico, un qualcosa che significa anche la coltivazione, ma la coltivazione deriva anche dalla cultura. Perciò certe attività agricole che noi reputiamo delle sciocchezze, delle superstizioni, delle cose dei nostri vecchi. E come i nostri vecchi dimostravano grande gratitudine per ciò che avevano ricevuto, così noi, visto che era una parte che dovevamo fare all'inizio con un bellissimo corteo, vogliamo coinvolgervi a fare un'offerta al fuoco.
sono stata mandata dai super capi supremi a proporre a tutti voi di prendere da questo Vedete, piatto. Ilaria vi fa un'offerta, ma Ilaria è una celta che è diventata veneta. Di conseguenza Proprio sì, sono un'infiltrata. è diventata un Venet case, come tutti quanti noi. Adottata. È stata adottata dai veneti. Potremo recitare quello che c'è scritto nella stele di Isola Vicentina. Mentre ognuno di voi, quindi adesso facciamo una cosa un po' più interattiva, il vantaggio di essere un numero così esiguo è di poter vivere un'esperienza più intima e personale, quindi vi invito ad alzarvi dalla vostra postazione, so che a quest'ora pesa alzarsi, però le ginocchia vi posso assicurare che fino a prima vi reggevano e vi reggeranno ancora. Sì. Ecco, però aspetti, facciamoli tutti assieme, lo tenga nella sua mano, no, ne prenda un pochino. Venite qui, prendete, ve li offro volentieri, avviciniamoci tutti al fuoco. Qui c'è un po' di grano, eccolo qua. No, è un po' di grano bio. Fatto preso con amore. Prendete un pizzichino. Se vuoi una spiga. O se volete da Francesco una spiga, se volete fare una versione ancora più integrale della cosa. Eccolo qua, cari. Bio integrale. Vai a integrarti. Venite anche voi, cari. Se qualcuno vuole Piccolo pochino, avvicinatevi al fuoco per posizionare. una spiga, Aspetta, che le spighe non sono soltanto un oggetto che devono eccolo qua. nelle nostre case, Voi ragazzi, se volete ci manca la spiga. le nostre campagne. Dobbiamo coltivare. Allora, tenete in mano il vostro bicchietto. Quello che il museo di Este e tutti i musei dell'antichità, ma quelli dei Questo grano l'ho strappato con le mie mani. tutti, Un po' di grano in mano. è che non sappiamo se le offerte votive venivano fatte per ringraziare o per fare una richiesta. Vabbè, sì, è una cosa buona. Noi non lo sappiamo se quelle offerte alle divinità erano state fatte per chiedere o per ringraziare. Quindi restiamo così sulla soglia, senza interpretare. Avremo il coraggio di non sapere, in una società che sa molto, noi non sappiamo. E ognuno nel proprio intimo trova la propria versione della verità. E nel momento in cui fate questa offerta, la offriamo al paese, alle persone, a voi stessi, alle montagne, alla luna, alle stelle, a quello che c'è, alla terra. Ma soprattutto lo offriamo a noi stessi. Sì. E quindi sentitevi liberi che quando è il vostro momento di venire vicino non abbiate paura, il fuoco allora cominciate. Come non lasciamo andare questo grano, poi imparare ad andare a lasciare le cose che ci vedono nell'intimità. Il grano lo possiamo ripiantare, ma se facciamo alimentare la nostra cultura, facciamo alimentare noi stessi, non potremo ripiantare niente. Posso dire una cosa, non aver inviato questa offerta, che è stata una cosa molto strana, che nessuno ha parlato, nessuno ha detto niente. Purtroppo una certa cultura dominante ha insegnato a noi veneti a non parlare, a vergognarsi delle nostre parole. Facciamo questa offerta di grano sapendo che domani non ti vergognarsi di quello che siamo.
Demetra imparò a sorridere, e cominciò a sorridere di nuovo, quando sentì delle parole oscene. Bene, dobbiamo imparare anche noi che oltre a sorridere dobbiamo imparare a dire delle parole oscene, perché qualcuno si obbliga a non esprimersi. Perciò anche se noi diciamo delle cose oscene, queste cose sono la nostra cultura, sono il nostro modo di fare, e mai si devono vergognare di quello che siamo. Allora, vedo che c'è un silenzio. Noi veneti abbiamo sempre avuto un rapporto molto particolare con i greci. I greci avevano un porto enorme, importavano qualcosa da noi, portavano via qualcosa da noi, ma soprattutto portavano dei racconti. E ci hanno raccontato, ci hanno detto, che in Grecia, quando all'improvviso all'interno di un'assemblea c'è un silenzio improvviso, è Hermes il messaggero delle idee che ci parla. Il fatto che noi siamo rimasti qui, in silenzio, come il corpo, probabilmente le divinità di questo suolo, del Veneto, ci hanno detto in qualcosa che le nostre orecchie non hanno ascoltato, ma che il nostro cuore ha ascoltato. Di conseguenza dobbiamo imparare ogni giorno ad ascoltare quello che il nostro suolo sacro ci racconta, sapendo di essere coscienti che stiamo calpestando una terra che da sempre è nostra. E per concludere vi ringraziamo di aver partecipato a questa cosa con noi, ci fa molto piacere, ringraziamo il sindaco di averci ascoltato, è sempre un piacere essere qua. E anche Jessica, soprattutto per aver venuto con noi, è stata fondamentale, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. L'anno prossimo faremo meglio. L'anno prossimo ne è il foglietto che cantiamo tutti insieme. Visto che era così bea il tipo inno là. Presto, che stiamo organizzando. L'anno prossimo faremo anche il CD. L'MP3 sicuramente, la nostra pagina Facebook. Ha un prezzo vantaggioso e siamo stupidi del fatto. Sai che spade importanti che un nome, che qui ha fatto un sostituto. Adesso capire perché. Diremo un'offerta adeguata per l'anno prossimo. Possiamo lasciare, perché da qui a 10 anni il lago di Posine sarà un tesoro vivente. Fra migliaia d'anni troveranno di meno, Io vorrei dire una cosa su Posina. Come vedete, noi siamo 2 anni che veniamo qui a Posina e grazie al sindaco che si impegna in maniera consistente con energia per riportare questa cultura, per fare vivere il paese, voglio ricordare un fatto molto curioso. Nel 1822, non migliaia di anni fa, qui a Posina ci furono 200 morti per fame. Se voi andate nei registri parrocchiali,
leggerete di queste persone che non morivano di fame soltanto in casa, morivano di fame anche all'interno di boschi. Era una condizione così pietosa, perché volete pensare cosa significa in questa vallata in un solo anno 200 persone morte per fame. Eppure, nonostante questa tragedia, che è una tragedia enorme, nonostante che nessuno l'abbia voluto aiutare, così lo stanno facendo. Cioè, come vedete, anche nelle condizioni peggiori si può sempre trovare l'energia, che ci sono gli uomini, c'è la volontà per uscire e riconquistare una vita decente. Prego. Grazie a voi. Gli abitanti di sono stati pochissime migliaia, per la gente molto più diversi. Noi siamo. Quanti abitanti che sono stati intorno a 800? Uscì un attimo solo. Forse è una domanda difficile. No, perché sulle parrocchie è già grandissima una volta la Ma no, giuro, forse su 10-12 mila abitanti del minimo, possiamo guardare 200 persone in un solo anno morte per fame. il caso che avesse fatto 4-5 metri di neve, se potete più su La morte non ma io vi do un particolare che posso dare qui. Cosimo si trova in una condizione particolare, è il punto più alto in cui certe piante possono arrivare. Benissimo, noi siamo proprio in confine, dovremmo decidere se anche se siamo nel confine, nell'ultima possibilità, è far terminare qualcosa. E forse tutti noi che siamo qui stiamo facendo terminare qualcosa, anche se siamo al limite. E a proposito dei confini, voglio ricordare che domani al passo di Abruzzo alle 11 che sarà l'alza bandiera e nel pomeriggio faremo una sfilata in centro dei nostri tutti quanti tirai a Bain, tutti quanti bei vestiti bene, faremo una sfilata dei venti antichi e vedremo insomma mai faremo vedere per centro vestiti bei. Abbiamo fatto una cosa, se no stati bravissimi, complimenti, è stata passata una roba bellissima, un grande applauso comunque. Come avete visto, noi abbiamo articolato lo spettacolo a 3 voci. Io ho la voce narrante che ha parlato a braccio. Però il mio parlare a braccio è sempre sostenuto che ci siamo limitati perché non volevamo fare accademia, non volevamo fare scuola. Dalla Carla che ci ha letto brani storici, nel senso noi abbiamo interpretato, abbiamo modificato qualcosa, l'abbiamo integrato, però la storia c'è. Quello che noi abbiamo rappresentato con parole attuali e moderne, nell'antico è avvenuto. E poi abbiamo avuto la Carla, che appunto si è presa la sfiga di ricordarci più volte questi passaggi, anche passaggi mitici come di cosiddetti occhi. E poi abbiamo avuto la Carolina, che ha dato la sua interpretazione magnifica del lato poetico. Perché certo, bisogna partire dalla cultura, ma bisogna anche la capacità che la cultura diventi animo, diventi cuore, diventi sangue. E se voi avete ascoltato con attenzione le parole di Demetra dice a tutti voi, siate pronti per un nuovo Natale. Ciao Francesco.
presso Salvo Aristotele che dice tuo punto dice, e Licio di Reggio dice tuo punto dice. Sì, noi logicamente non potevamo dire qua è Salvo Aristotele che dice questo, è Licio di Reggio che cioè, noi avevamo bisogno di comunicare una roba, sì. Logicamente ci siamo presi di libertà. No, perché io mi piace. Sì, perché non riuscivo a collegare. Sì, no, infatti le nostre qua dire a tal pagina mi serve Aristotele dice se c'è una buona volontà se lo va a cercare e per vedere che le cittadine non sono protette. E ora no, un po' fissato. Tutta roba ferma anche gli altri andiamo su, io portavo su bagni, roba, piedi, bagni e quindi abbiamo adesso fatto io servo io per andare anche qua. Significa che per facilitare dopo grazie. se no perché mettevo solo su scapuccini che spazio che vedeva non si contava abbiamo fatto yoga fácil